I reati informatici sono cresciuti del 21,8% nella Marca nell'ultimo anno e buona parte dei cyberattacchi hanno come obiettivo le piccole e medie imprese. In epoca dunque di cyberguerra il mondo artigiano è costretto a difendersi. Qualsiasi azienda può essere soggetta ad un attacco. Per questo è molto importante sia il tema della formazione presso gli utenti, perché ormai tutti siamo connessi, tutti utilizziamo dispositivi digitali e anche poi strutturarsi, accertarsi innanzitutto che la propria struttura sia idonea, quindi sia rispetti certi requisiti di sicurezza e dotarsi anche di sistemi poi di contrattacco in caso di attacco. La sicurezza informatica è sempre più un fattore cruciale, sottolinea il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Oscar Bernardi, anche perché le insidie possono presentarsi sotto varie forme. Ci sono attacchi che sono appunto cosiddetti DOS, quindi sono per bloccare per esempio l'operatività, quindi in qualche maniera ti saturo la tua possibilità di collegamento, non riesci più a collegarti. Sono attacchi che hanno invece brute force dove vado a cercare di appropriarmi delle password. Poi ci sono varie tipologie che sfruttano o la debolezza umana, nel caso in cui magari uno appunto si fida e apre se non sa bene cosa guardare, dall'altra parte invece attacchi che possono anche per esempio bypassare le infrastrutture reti wifi, ormai si trovano dei device per $200 in internet dove basta mi avvicino con la macchina in infrastruttura, riesco a bucare la rete wifi e quindi a entrare magari anche nel server. Nella Marca sono 200 le aziende del settore tecnologico legato alle telecomunicazioni che Confartigianato schiera a supporto delle piccole e medie imprese, in grado di valutare il livello di vulnerabilità degli apparati aziendali e prendere le necessarie contromisure. Viene fatta la formazione e vengono poste le azioni cosiddette di rimedio e di mitigazione, quindi vengono poste delle configurazioni diverse per ridurre il rischio di essere attaccati, oppure delle soluzioni più radicali di correzione dell'infrastruttura in modo da diciamo, bannare completamente il rischio, come si dice in gergo.